Ho avuto l'onore di deporre una rosa. Ho portato a Norma, la mia amica d'infanzia, ho portato una rosa. Penso che da lassù lei veda questa rosa. Così l'esule Andrea Patelli nel febbraio del 2023 raccontava la propria emozione nel vedere intitolata una panchina alla sua amica d'infanzia Norma Cossetto, vittima delle foibe e diventata negli anni più recenti, dopo decenni di oblio, un simbolo. Ora però quella panchina, posizionata in piazzale Serenissima con tutto il suo carico di memoria, è stata oggetto di un atto vandalico, la targa dedicata a Norma, in parte rimossa e danneggiata. Un gesto ignobile, afferma in una nota il circolo locale di Fratelli d'Italia guidato da Fabio Carli, condanna anche da parte del gruppo in consiglio comunale. Non solo un atto vandalico per un bene che è di tutti, ma un oltraggio ad un simbolo che rappresenta i valori di rispetto e di civiltà come Norma Cossetto. Come Fratelli d'Italia Castelfranco ci attiveremo fin da subito perché la targa venga ripristinata e perché il ricordo di Norma Cossetto continui ad essere un valore nel tempo. Difficile capire se il gesto abbia una connotazione politica o sia un semplice atto vandalico. In ogni caso, dice Massimiliano Spagnol del Comitato 10 febbraio, si è gettato ulteriore fango su una donna che ha dato la sua vita per gli altri. Resta da capire se sarà formalizzata una denuncia.